veramente felice. Ti piacciono i maghi? Sì, infatti lo chiedevo poco fa se era vero mago oppure... Peppe, vieni qua! Buonasera Presidente, buonasera. Allora, io ho l'onore di fare un gioco al Presidente. Ovviamente anch'io farò un gioco marittimo, chiamiamolo così, un gioco marittimo di Michele Foresta, ma iniziamo proprio col gioco. Queste qua sono le carte, io adesso le farò prendere un giocatore, è un amore mio delle carte. Allora mi dica stop quando vuole. Stop. Ok, prenda la carta, la guardi, la faccia vedere anche in camera, io mi giro. Fermo con la mano così, ecco, l'abbiamo vista. Ok, qua sono tutte le carte diverse, la metta lei nel mazzo, tenga il mazzo, mescoli. Allora signori, perché è un gioco marittimo? Perché è un gioco di mare? Perché non sarò io a prendere la carta, ma sarà un mio assistente. Ah, quindi lei è un assistente che sceglie la carta per lei? Il mio assistente è un animale pericolosissimo. Ma lei in che senso è un animale pericolosio? Porti su di un animale pericoloso? Però è ammaestrato da me, quindi non dovremmo avere paura. Non dovremmo. Signori e signore, silenzio però in studio perché si potrebbe, l'animale è sempre... Entri l'animale. Ora vorrei spiegare agli ospiti a casa che l'animale non è lui ma è qui dentro. Lui è Mirko, lui è il nostro microfonista. Che animale c'è? Allora lì all'interno c'è un piranha ammaestrato. Ma lei è cretino veramente? Lei mi vuole dire che qui dentro lì dentro c'è un piranha. C'è un piranha e sarà il piranha a prendere la carta che ha preso il Presidente. Solamente adesso prendo le carte. Le apro a ventaglio, mi avvicino piano piano, un po' di suspance. Lei è cretino proprio. Lei il è proprio piranha. Cretino, Signori, adesso uscirà il piranha e prenderà la carta. Piranha! Mago. Nosse. Piranha! Ora esce il piranha, prende proprio la carta. Lei è sicuro che esce il piranha? Piranha! Ehi. Piranha! 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 Mago, mi pare che... Scusi, ora esce il piranha. Piranha! Piranha di merda, tutte le volte non mi fa uscire sto gioco, mannaggia. Dai, il piranha non è uscito. Ora che facciamo? Vedete, io sta figura barbina. Scusi, ora vado, lo rimprovero. A chi? Al piranha. Ma dove va? Qua? E torno, sì, un attimino. Allora, no, ragazzi, come devo fare io col mago? Ma lei è cretino, mago! Ma che fa? Mauro, io mi vergogno anche per te di quello che dobbiamo mandare in onda, Vediamo. Va. Vediamo. Ragazzi, che scemo veramente, non è normale il nostro mago Peppe. Sta morendo anche. Vada. Tutto a posto? Guardi. Che ha? Il piranha, Presidente, mi ha passato una carta. Ci ha messo anche un po' di lingua. Ma mago! Era un piranha ambiguo. Allora, signori, il piranha mi ha passato, il Presidente ha preso una carta, l'ha guardata, l'ha rimessa nel mazzo, ha mescolato, ha fatto tutto. Presidente, la carta che ha preso era un 5 di fiori? No. No? Non è così! No, che c'entra? Sto scherzando, Presidente. Lei ha preso una carta, l'ha guardata, l'ha rimessa nel mazzo, ha mescolato la sua carta. Che carta era? K di cuore. Signori, il piranha mi ha passato una carta e per voi il K di cuore. Ma che bravo! Mago Peppe! Miracolo! Bravo il mago Peppe! Ma io sono contenta! Complimenti veramente! Ma qua dobbiamo festeggiare! Festeggiamo! Cioè, dobbiamo veramente... È riuscito il gioco, dobbiamo festeggiare, Presidente. Festeggiamo un po'? Allora... Ma che mago! No, più tardi. Glu 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 glu. No, almeno cincin, niente. Cincin, mago Peppe! Arrivederci, grazie. Evviva il mago Peppe! Hai visto che noi a bordo di questa astronave ne vediamo assolutamente di tutti i colori? E allora...